Il Monte Guastanella a Sant'Elisabetta è il secondo posto più bello dell'Agrigentino. Le votazioni chiusesi nel novembre dello scorso anno hanno raccolto 419 voti a chiusura censimento e 789 ad esiti ultimati, un risultato importante che piazza il Monte Guastanella di Sant'Elisabetta al secondo posto, avendo davanti soltanto il giardino botanico del Libero Consorzio di Agrigento. Sull'ultimo risultato raggiunto interviene l'archeologa Rosa Maria Lombardo. Dal mio canto un grazie personale di vero cuore va a tutti coloro che hanno insieme a me sostenuto Guastanella e ce l'hanno onestamente messa tutta, rispondendo agli appelli di voto online e cartacei e alla promozione del sito attivata grazie all'attenzione calamitata su di esso e ai miei incessanti studi e alla mia ipotesi archeologica avanzata per farle conseguire un simile risultato di cui comunque unitamente a me andare fieri e orgogliosi. L'archeologa Rosa Maria Rita Lombardo, autrice del libro L'ultima dimora del re, una millenaria narrazione siciliana, svela la tomba di Minosse, grazie ai cui studi al sodalizio con l'ambasciatore UNESCO Rai Bondin, sostiene che il sito è meritevole della candidatura UNESCO. L'archeologa Rosa Rita Lombardo ipotizza anche in virtù dei suoi studi essere stato sepolto nelle viscere di tale sito, per lei coincidente con quello dell'antica città di Camico, l'antico talassocrate cretese Minosse. Nel contempo l'ambasciatore UNESCO maltese Rai Bondin ha fatto pervenire anche un appello alla dottoressa Lombardo, ha preso spunto dalla candidatura UNESCO dell'insediamento, il cui iter sembra però al momento inspiegabilmente essersi arenato e non essere sostenuto più dalle istituzioni locali, di contro invece all'attesa nutrita in più campi a livello nazionale e internazionale. Ricordiamo in merito che la candidatura al sito UNESCO del Monte Guastanella fu lanciata a Sant'Elisabetta nel corso di un convegno organizzato dal Comune stesso di Sant'Elisabetta il 18 luglio 2015 con un convegno di studi dal titolo Guastanella, la candidatura UNESCO, cui parteciparono qualificati esponenti istituzionali e studiosi. Qui abbiamo davanti un paesaggio incredibile, al di là di tutte le bellissime paesaggi d'intorno di queste colline, eccetera, ma questo Monte Guastanella è quello che noi chiamiamo paesaggio culturale, cioè un paesaggio già importante come paesaggio, perché anche la parte naturale è molto bella, particolare, ma anche con tanti reperti che significava che l'uomo qui era presente da centinaia, migliaia di anni e questo fa di questo posto molto particolare. Si può discutere di tante cose, può discutere se è vero Re Minos era sepolto lì o no, ma per me anche al di là di questa storia certamente il posto merita veramente di essere valorizzato.